Attorno ad un tavolo alla prefettura di Agrigento, riflettori puntati sulla vertenza e i tracciamenti, che sembra però avere il destino segnato. Così allo studio percorsi alternativi con la condivisione degli stessi lavoratori, ma anche delle organizzazioni sindacali di categoria e dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle. Dunque, per i 18 ormai ex lavoratori dell'Italcementi, per i quali a fine anno scadranno gli ammortizzatori sociali, si aprirebbe uno spiraglio fuori dal colosso. Al termine del vertice di ieri, presente il prefetto Diomede, sarebbero state tracciate delle linee guida. Il comune empedoclino inserirebbe i loro nomi in una lista da sottoporre poi alle ditte che nei prossimi mesi realizzeranno dei lavori pubblici nella cittadina marinara. Alle ditte dovrebbe dunque essere chiesto, in ossequio ad un protocollo d'intesa da stilare in un prossimo incontro, da tenersi sempre nella sede della prefettura, di far lavorare le maestranze locali. La questione verrà riaffrontata in un nuovo vertice già fissato per il 13 ottobre.